Pace del Signore a tutti, buonasera, benvenuti al nostro Adorarti. Io ti invito ad alzarti in piedi in questo momento. Visto che c'è freddo, voglio invitarti per scaldarti a dare un bel abbraccio alla persona che c'è vicino a te. Prima quella alla tua destra, poi quella alla tua sinistra, così ci muoviamo un po' dal lato, un po' dall'altro. Poi quando l'hai data alla tua destra, alla tua sinistra, girati, dallo anche a quello dietro di te. Quelli in ultima fila, non giratevi, aspettate l'abbraccio di qualcuno. Se non vi siete scaldati potete dare un altro abbraccio. Se siete già scaldati possiamo pregare al Signore. Amen. Preghiamo Dio, chiediamogli che venga a prendere possesso di questo luogo questa sera, che il suo spirito, che la sua presenza riempiano non solo questo tempio, ma che riempiano le nostre vite, agendo, trasformando, rinnovando, facendo miracoli dentro di noi per la sua gloria. Preghiamo insieme per cominciare questo culto dedicando ogni onore e ogni lode al nostro Signore. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, questa sera per lodarti, Dio, per adorarti, per consegnare a te, Signore, la nostra migliore adorazione. E io ti chiedo, Dio, che tu possa scendere, Signore, su questo luogo con la tua presenza. Dio, vieni a riempire, Signore, le nostre vite, i nostri cuori, Signore. Vieni a riempire le nostre menti, Signore, questa sera con qualcosa che possa venire direttamente da te. Dio, che ogni nostro pensiero, che ogni nostra paura, che ogni nostra afflizione, che tutto ciò che ci siamo portati dentro questa settimana non venga a essere lasciato fuori da quella porta, che noi possiamo portarlo qua per consegnarlo a te, perché, Signore, quando noi lanciamo a te ogni nostra preoccupazione, tu vieni al nostro incontro e ci liberi da tutte queste. Che questa possa essere una sera di leggerezza spirituale per le nostre vite, di rinnovo, Signore, che tutto ciò che tu hai preparato per ognuno di noi tu possa venire a compierlo nel nome del tuo Figlio Gesù. Noi ti vogliamo pregare e ringraziare per questo, sapendo che hai già preparato grandi cose per tutti quanti noi questa sera. Amen. Alleluia. Tu che respiri, loda al Signore. In ogni tempo, loda al Signore. Alleluia. Tu che respiri oggi, ringrazia Dio. Tu che respiri oggi, loda il Signore. Venite insieme con me lodando il Signore. 1, 2, 3, vai. Tu che respiri, loda il Signore. In ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore. In ogni tempo, loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle, e con tua fiducia se dubbio, ti lodo da solo ogni moltitudine, perché la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro
mio respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia, ed io grido loda il Signore, anima mia. Mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Signore, in ogni tempo, loda il Signore, tu che respiri, tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore, loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore, tu che respiri, tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore. Alleluia. Amém? Però ho visto che non vi siete impegnati, non ho visto o Washington che si muoveva nessun minuto, neanche o Fabio si muoveva. Quindi chi non ballerà adesso dobbiamo portare qua davanti, come abbiamo fatto con i bambini, che sono stati bravissimi. E quindi è solo per riscaldare, però dobbiamo ballare, dobbiamo lodare il Signore, perché siete qua, siete felici, no? Siete felici? Siete felici? Allora facciamo vedere questa gioia al Signore. Adoriamo il Signore perché Lui è meritevole. Amen? Loda il Signore. E Dio grido. Loda il Signore, animali. E Dio grido. Bravi teens. Anima mia, e Dio grido. loda il Signore, Non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. No, non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo. loda il Signore. Alleluia. Lo so che quando andate nella squadra di calcio non state lì fermi. E per il Signore noi dobbiamo gioire, saltare, vero? Voglio vedere Washington vedere la sua partita di calcio. Amém? Adoriamo il Signore. Amém? Noi canteremo in questo momento. Noi dichiareremo che esiste un leone che ruggisce per questa nazione. E se questo leone ruggisce per questa nazione, non c'è nessuno che può fermarlo. Noi dichiareremo che si aprono i cieli su questa nazione, che venga il regno del Signore in questa nazione. E la tua voce è una voce profetica questa sera. La tua voce è una voce importante questa sera. Lo Spirito Santo vuole che tu dichiari con la tua voce, perché forse tu pensi che non è tanto importante, ma la tua voce è molto importante. Quando tu dichiari con potenza, com fede e credendo que Deus está fazendo. Dichiare di giustizia e regnerà ritornerà per di nuovo sobe il trono. Eterno, lui tornerà per governare, ruggisca il leone davanti alla maestà di Gesù. E su, ruggisca il leone Che non verrà meno. davanti alla maestà di Gesù. Sob il trono di giustizia, eterno regnerà il Re, lui ritornerà per governare le nazioni di amore, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di
iniquità, il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità, il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che si apra il cielo, si apra il cielo. È la chiesa che canta. Grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te. Grande Dio, che si apra. Noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio, che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Solo le voci dichiara, solo le voci. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Mais uma vez. Che il cielo serrato si apra, in te. Tutti insieme. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Alleluia, alleluia, amém, amém. Su questa nazione il Signore sta dichiarando i cieli aperti su questa nazione. Alleluia. Alleluia. Sapete che in questi giorni c'è stato il nostro immersione per donne e siamo tornate oggi. Chi c'è stato può confermare che
È stato veramente bellissimo, sono stati dei giorni, dei momenti, tutto ciò che abbiamo vissuto è inspiegabile e mi è rimasto qua perché Dio è stato così puntuale a parlare con noi attraverso ognuna delle persone che hanno avuto l'opportunità di ministrare, di raccontare la loro storia. E in questa immersione devo dire che ci siamo riempiti, il nostro vaso è stato ricaricato, il nostro vaso è stato versato una nuova unzione, questo vaso ora è pieno. E oggi tu che hai il tuo vaso qui, ti invito a romperlo ai piedi del Signore. Ti invito a versare il meglio che hai ai suoi piedi, perché non importa il prezzo, se la sua presenza vale di più, perché non importa niente se la sua presenza vale di più. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno e basta uno sguardo al tuo viso. Mi hai perdonato quando io ti ho visto e tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno e basta uno sguardo al tuo viso. Mi hai perdonato quando io ti ho visto e tutti i miei tesori li vedo
Tu che hai portato il tuo meglio, che hai portato la tua migliore offerta, la tua miglior lode, la tua migliore adorazione. Non sprecare questo momento. Rompi questo vaso ai piedi di Gesù, che consegnano il meglio che hai. Perché è per questo che siamo qui. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. La tua presenza vale di più. Non importa. E non importa il prezzo. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, lo riverserei, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, Gesù, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Sapete, durante questa immersione abbiamo sentito tante storie di persone che un giorno si sono sentite lontane da Dio, di persone che un giorno non sentivano più questa presenza vicino a loro. E io vi dico che solo chi ha creduto di perdere questa presenza, solo chi ha sentito lontano questa presenza sa il valore che ha. La Bibbia dice che chi molto è perdonato, molto ama. E noi siamo tanto amati, perché ogni giorno noi pecchiamo e ogni giorno siamo tanto perdonati da Dio. Ed è ogni giorno che noi capiamo il valore di questa presenza, quando ogni giorno i nostri sbagli vengono perdonati uno dopo l'altro, perché non importa ciò che facciamo, noi riceveremo sempre il perdono, perché Dio è Padre. Quindi io ti dico, non importa il tuo sbaglio, non importa quanto grande pensi che sia questo sbaglio, non c'è niente che il tuo Padre non sia in grado di perdonare. Non importa la tua storia di vita, non importa del tuo passato, non importa ciò che è stato detto su di te, perché ciò che importa è che tu sei perdonato. Il tuo sbaglio non conta più, tu sei perdonato, il sangue ti ha lavato, tu sei una nuova creatura. E la sua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più.
e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale. Alza la voce, dichiara. E non importa il prezzo. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, la tua presenza vale. Io rompo. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi. Piedi del mio amato, del mio amato. Voglio invitarti in questo momento a rompere il tuo vaso facendo un applauso al Signore, onorandolo e lodandolo e adorandolo con tutto il tuo cuore in questo applauso. Amen. Voglio invitarti a sederti. Chiedo se si possono spegnere le luci qua del pulpito. Abbiamo da passare un video per la chiesa. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings. Come descreveresti questa immersione in una parola? Extraordinário. Transformadora. Restauração. Renovadora. Transformação. Gratidão. Restauração e muito renovo para minha ânima. Não, cancela. Gente, meu Deus do céu, só Jesus. Um renovo, uma nova história para minha vida. Edificação. Renovo. Histórias. Momentos inexplicável. É um sobrenatural de Deus muito grande. Cura, cura para minha casa, cura para minha vida. Restaurazione. Crescita. Intensità, perché ci siamo immerse con intensità nella presenza del Signore. Para cambiar a nossa vida, per nosso Dio continuare a proteger noi. Profondità. Cambiamento. Transformação. Speciale, bellissimo, spirituale, di tutto. Paulo, como foi ser cozinheiro?
Cara, foi uma experiência ímpar, né? Mas graças a Deus deu condição pra gente e saiu tudo bem. Espero que todo mundo tenha gostado. E agora nós estamos fazendo aqui o último pão de queijo para agradar todas as mulheres da nossa igreja e que Deus continue abençoando, que foi um congresso que o culto era lá e a gente sentiu a presença de Deus aqui. Então foi muito bom. Amen. Voglio ringraziare tantissimo, tantissimo tutte le donne che hanno partecipato, che hanno ministrato e che sono venuti a queste immersioni. E faremo un altro dove ci saranno tutte le altre donne che non hanno potuto partecipare. Amen, perché è stato un momento veramente straordinario che dobbiamo vivere nella nostra vita. Vogliamo ringraziare speciali i nostri cuochi. Dov'è di Elton? Non è ancora arrivato? Perché volevamo cantare una canzone per voi. Dov'è la Rosy? Ah no, non è arrivata la Rosy, però Dio vi benedica, è stato veramente molto, 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 tutto molto buono, vero donne? Vieni qua a cantare una canzone per i cuochi. Ciao a tutti, pace. Però dovete battere per terra, va bene? Va bene. Galera da cozinha, escuta o que eu vou falar. Valeu pela comida, Jesus te abençoará. Amen. È stato un tempo bellissimo questo delle donne, abbiamo avuto già varie testimonianze molto molto belle di quello che è successo e come è stato detto sicuramente sarà ripetuto e in nome di Gesù non sarà ripetuto solo per le donne. Amen. Vogliamo passare qualche avviso, sono pochi. Il 23, c'è la nostra sala di intercessione, come sempre, alle 7:30 prima del culto, ogni sabato. Penso che lo sappiate quasi tutti, a parte i nostri visitanti di questa sera, ma ancora una volta ci tengo a rinnovare l'invito a te che senti un dono di intercessione nella tua vita, che tu senti questo desiderio di pregare per gli altri, che tu credi che attraverso le tue parole lo Spirito Santo possa fare grandi cose. Tu che credi tutto questo, partecipa a questa mezz'ora, 20 minuti di preghiera prima del culto per benedire le vite di ogni persona che entrerà da quella porta. Dopo di questo, il 23 del 12 ci sarà la nostra cantata, che non sarà solo una cantata, ma ci sarà anche il teatro. Per questo motivo vogliamo rinnovare l'invito, se c'è ancora qualcuno. Ci sono pochi posti disponibili per il teatro, ma se c'è qualcuno che vuole far parte di questo teatro, che sente questa chiamata di attore e vuole fare parte al teatro per benedire la Chiesa, è un momento divertentissimo, non solo durante il culto, ma anche le prove, tutto quello che passerete durante il teatro è qualcosa che fa crescere molto e stiamo annunciando oggi che ci sono ancora alcuni posti disponibili per fare parte del teatro, ma bisogna chiamare il prima possibile Gilson o Vanessa che stanno coordinando il teatro. Quindi se volete partecipare chiamate i nostri fratelli Gilson e Vanessa. Dopodiché c'è l'avviso appunto della nostra cantata del 23, Principe di Pace, la nostra cantata di Natale. Noi non abbiamo l'usanza di fare un culto, un adorarti il 25 dicembre, per noi è un giorno da passare in famiglia. Rispettiamo questa data per ogni famiglia, ma ci piace festeggiare il Natale anche in questa famiglia. Non lo facciamo mai il 25, lo facciamo sempre o il sabato prima o il 26. Quest'anno, essendo che il sabato è il 23, abbiamo deciso di farlo tutti qua insieme il 23 con questa cantata. Vieni a partecipare, ci sarà un coro, ci sarà il teatro, sarà un momento bellissimo da passare tutti quanti insieme, ma soprattutto alla presenza di Dio.
Amen. Penso che abbiamo finito gli avvisi per oggi. Per questo ti invito a alzarti in piedi. Tu che oggi, come tua adorazione, hai desiderio di portare un'offerta alla casa del Signore, hai la libertà in questo momento di portarlo. Ci sarà là dietro la missionaria Katia che può aiutarti con le carte, col bancomat. Ma io voglio farti riflettere su una parola che citiamo spesso durante le offerte, che dice così: dia a ciascuno quanto è nel suo cuore. Nessuno dia con malavoglia, nessuno dia per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Tu che oggi sei gioioso di essere qua alla presenza del Signore e che oggi sei gioioso di poter donare qualcosa alla sua opera, affinché la sua opera possa prosperare, affinché la sua opera possa continuare su questa terra in mezzo a noi, tu che hai la gioia nel cuore di fare quello, porta oggi la tua offerta alla casa del Signore. Qualsiasi offerta è ben ricevuta da Dio quando è data con gioia, che siano i 2 euro, che siano i 50 centesimi, che siano gli assegni scoperti. Al Signore piace tutto finché è dato con gioia. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento allora per benedire le nostre offerte e affinché Dio possa benedire le case di ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù vogliamo pregarti, Signore, in questo momento per ogni offerta, ogni decima, ogni primizia del nostro raccolto che oggi noi vogliamo portare alla tua casa, Signore. Ti chiedo, Dio, che sia con gioia, con felicità, con amore, che oggi noi possiamo darti, Signore, ciò che di meglio possiamo. Ti chiedo, Signore, di mettere questo sentimento, questo desiderio di donare con gioia, con allegria nei nostri cuori, perché, Signore, tu questo ami, un donatore gioioso. Per questo, Signore, io ti chiedo di benedire queste offerte, di benedire queste decime, Signore, che siano usate al meglio per la tua opera, e ancora di più ti chiedo di benedire ogni famiglia qua rappresentata, Signore, che le tue migliori benedizioni, che la tua mano sia sopra le nostre case, nel nome di Gesù. Amen. Possiamo alzarci in piedi solo un attimino? Podemos nos levantar, por favor? Solo in onore ai nostri ospiti visitanti di questa sera. Em honra aos nossos visitantes dessa noite. Oggi sono con noi Hoje estão com a gente Pastore Arsenio, Pastor Arsenio, sua moglie, Pastora Daniela. sua mulher, Pastora Daniela. Io vorrei invitare il Pastore Arsenio, Eu queria convidar o Pastor Arsenio, che oggi ci porterà una parola per la nostra vita. que hoje vai nos trazer uma palavra para a sua vida.
Ho avuto l'onore di conoscere il Pastore Arsenio. Eu tive a honra de conhecer o pastor Arsenio. E è una persona che ammiro. E é uma pessoa que eu admiro. C'è l'Apostolo Paolo. O apóstolo Paulo, Una volta disse così. uma vez ele disse, Lui stava passando per una regione che si chiama Berea ele estava passando por uma região que se chama Bereia. e disse che gli abitanti della Berea Ele disse que a população de Bereia erano persone di spirito nobile eram pessoas de espírito nobre, perché investigavano le scritture. porque investigavam as escrituras. Ecco, io ho visto questo spirito nel Pastore Arsenio. Eu vi esse espírito no pastor Arsenio. Una persona che ama cercare rivelazioni in ogni parola della Bibbia. Uma pessoa que ama buscar revelação em cada palavra da Bíblia. E credo che queste rivelazioni oggi porteranno frutti in questa chiesa. E creio que essas revelações hoje vão trazer frutos para a igreja. Per questo io ti invito a alzare la tua mano verso di lui. Por isso eu te convido a levantar a tua mão aí para ele. E se puoi ripetere con me, Você pode repetir comigo? Pastore Arsenio, Pastor Arsenio, lasciati guidare da Dio. deixe-se usar por Deus. Amen. Boa noite, meus irmãos. Buonanotte, fratelli, buonasera. Graça e paz. Grazie e pace. Amém? Estou muito satisfeito de estar aqui nessa noite. Sono molto soddisfatto di essere qui questa sera, De conhecer o pastor Henrico, di conoscere il pastore Enrico, sua esposa sua moglie e essa igreja maravilhosa. e questa chiesa meravigliosa. Percebemos que temos aqui Percepiamo che abbiamo qui um povo zeloso un popolo zeloso e de boas obras. e di buone opere. Trago um abraço do Brasil, Porto un abbraccio dal Brasile, da nossa comunidade Plena Adoração, dalla nostra comunità Plena Adoração, que fica no interior de São Paulo. che è all'interno di San Paolo. Estou aqui com a minha esposa Daniela Sono qui con mia moglie Daniela e agradeço por toda a recepção e ringrazio per il vostro ricevimento com que fomos recebidos aqui. con cui ci avete ricevuto. Muito amor e muita graça. Molto amore e molta grazia. Para quem não nos conhece, nós somos os antigos pastores da Grace e do Anderson, Per chi non ci conosce, eravamo i vecchi pastori di Grace e Anderson, que quando estavam no Brasil congregavam na nossa igreja. che quando erano in Brasile congregavano nella nostra chiesa. Um povo que nós amamos muito, Un popolo che amiamo molto, que mora dentro do nosso coração. che abita nel nostro cuore. Vocês receberam, pastor Henrico e pastora, Voi avete ricevuto pastore Enrico e pastora dois grandes presentes, due grandi regali, dois grandes ajudadores, due grandi aiutanti, pessoas que deixaram um legado persone che hanno lasciato un'eredità de trabalho di lavoro e de amor. e di amore. Eu sou chorão, Io sono un piagnucolone, então provavelmente eu chore e também te faça chorar. quindi probabilmente piangerò e ti farò piangere. Não se envergonhe, Non vergognarti, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. che il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore spezzato. O Espírito de Deus está aqui. Lo Spirito di Dio è qui. Nós estamos em Verona, Siamo a Verona, passeando por aqui. Eu ouvi que nesta cidade stavamo passeggiando per di qua e ho sentito che in questa città aconteceu è successo o que as pessoas chamam ciò che le persone chiamano da maior história de amor que o mundo já viu. della più grande storia di amore che il mondo ha già visto. Romeu e Julieta. Romeo e Giulietta. Mas essa não é Questa non è a maior história de amor que o mundo já viu. la più grande storia di amore che il mondo ha già visto. A maior história de amor que o mundo já viu La più grande storia di amore che il mondo ha già visto é onde um justo è dove un giusto dá a sua vida pelos injustos. dà la sua vita per gli ingiusti. Um santo Un santo dá a sua vida pelos pecadores. dà la sua vita per i peccatori. Um homem puro e limpo, Un uomo puro e pulito, perfeito, perfetto, dá a sua vida pelos imperfeitos, dà la sua vita per gli imperfetti, para nos fazer per farci justificados giustificati diante de um Deus justo e perfeito. davanti a un Dio giusto e perfetto. Tem algum justificado aqui? C'è qualche giusto qua giustificato? Jesus te amou Dio ti ha chiamato com o maior amor con il più grande amore que o mundo já viu. che il mondo ha già visto. Nunca Mai Romeu e Julieta Romeo e Giulietta vai chegar nem perto arriveranno vicino do amor demonstrado por Jesus all'amore dimostrato da Gesù pelas nossas vidas. per le nostre vite. Amém? Amen. Quantos foram amados aqui? Quanti sono stati amati qua? Amém? Amen. Vamos orar? Preghiamo? Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça por esta noite especial, onde vemos, sentimos a Tua presença
este louvor maravilhoso que foi a nós ministrado pelos músicos, pelos cantores, pelos ministros do altar. Nós recebemos em nosso coração e Ele preparou o nosso coração para esta palavra. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos ouvidos, mas não fique apenas nos nossos ouvidos. Que esta palavra chegue ao nosso coração e dê frutos na estação correta. Que todos que aqui estão sejam impactados pela glória do Teu nome. Amém e amém. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor? Quanti possono dare un forte applauso al Signore? Você pode se assentar no seu lugar? Puoi sederti al tuo posto? Queridos irmãos e irmãs, Cari fratelli e sorelle, eu amo ao Senhor Jesus, io amo il Signore Gesù, porque mesmo sendo filho de Deus perché anche se sono figlio di Dio e tendo todo o poder no céu e terra, e Gesù avendo tutto il potere in cielo e in terra, Ele viveu Lui ha vissuto todo o seu ministério nesta terra, tutto il suo ministero in questa terra, dependente do Espírito Santo. dipendente dallo Spirito Santo. E Ele fez isso E Lui ha fatto questo para nos mostrar que é possível per mostrarci che è possibile vencer toda e qualquer situação vincere tutta e qualsiasi situazione que se nos apresentem neste mundo. che ci si presenta in questo mondo. Ele disse: Lui ha detto: aqueles que creem em mim quelli che credono in me farão obras maiores que as minhas. faranno opere più grandi delle mie. Mas entenda, Ma capite, nós não somos deuses, noi non siamo dei, nem semideuses. neanche semidei. Se podemos fazer Se possiamo fare e vamos fazer e faremo obras maiores que as de Jesus, opere più grandi di quelle di Gesù, é através do Espírito Santo è attraverso lo Spirito Santo que o capacitou che lo ha capacitato e que capacita nós também. e che ci capacita. Quem crê diz amém. Chi crede dice amen. Portanto, Pertanto, nós vamos falar aqui nesta noite noi parleremo qui questa sera que todos nós che tutti noi podemos viver e praticar possiamo vivere e praticare debaixo sotto do poder do Espírito Santo. il potere dello Spirito Santo. Amém? Amen. Durante o seu ministério, Durante il suo ministero, Jesus fez muitos milagres, Gesù ha fatto molti miracoli, coisas extraordinárias. cose straordinarie. Ele curou doentes, Lui ha curato malati, Ele ressuscitou os mortos, ha risuscitato i morti, Ele transformou vidas e histórias. ha trasformato vite e storie. Mas eu quero que você entenda Ma voglio che tu capisca que as coisas mais extraordinárias che le cose più straordinarie que Jesus fez nesta terra che Gesù ha fatto su questa terra não foi no dia em que Ele multiplicou pães e peixes, non è stato nel giorno in cui ha moltiplicato pani e pesci, nem no dia em que Ele fez a rede dos discípulos transbordar de peixes. neanche il giorno in cui ha fatto la rete dei discepoli trasbordare di pesci. As coisas mais lindas Le cose più belle e mais extraordinárias e più straordinarie que Jesus fez nesta terra, che Gesù ha fatto su questa terra, Ele fez Lui ha fatto no pior dia da sua vida, nei peggiori giorni della sua vita, no dia mau. nel giorno cattivo. E é sobre isso que eu queria falar com você nesta Ed noite, è su questo che vorrei parlarti questa sera, sobre lições su lezioni para o dia mau, per il giorno cattivo, para os dias difíceis. per i giorni difficili. Você vai aprender hoje Tu imparerai oggi que nenhum dia che neanche un giorno é tão mau è così brutto e tão difícil e così difficile que nós não possamos che non possiamo produzir produrre coisas extraordinárias para Deus. cose straordinarie per Dio. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Eu quero dizer a vocês Io voglio dirvi sobre a primeira coisa della prima cosa que Jesus fez che Gesù ha fatto no pior dia da sua vida. nel peggior giorno della sua vita. Ele orou. Lui ha pregato. Mateus capítulo 26, Matteo capitolo 26, verso 36. versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Sentem-se aqui Sedetevi qui enquanto eu vou ali orar. mentre io vado là a pregare. No Getsemani, Nel Getsemani, no pior momento, nel peggior momento, onde ele gotejou sangue, dove c'è stato del sangue, no meio da sua angústia, in mezzo alla sua angoscia, Jesus orou. Gesù ha pregato. Há duas coisas que eu quero trazer a vocês nesta noite. Sono due cose che voglio portarvi questa sera.
Nenhum dia é tão mal. Neanche un giorno è così brutto. Nenhum momento é tão difícil Nessun momento è così difficile que possa nos impedir che ci possa impedire de parar di fermarci e orar. e pregare. Segunda coisa que nós aprendemos: Seconda cosa che impariamo: dias difíceis giorni difficili nós vencemos com oração. noi li vinciamo con la preghiera. Vou repetir. Ripeterò: Dias difíceis giorni difficili nós vencemos noi vinciamo com oração. con la preghiera. Tiago 5,16 Giacomo 5,16 vai dizer o seguinte: dirà così: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. No Brasil, In Brasile nós temos um grupo de pessoas abbiamo un gruppo di persone que anda e vagando por muitos lugares, che vagano per molti luoghi, procurando o que os brasileiros chamam de oração forte. che cercano ciò che i brasiliani chiamano di preghiera forte. As pessoas pagam por isso, Le persone pagano per questo, viajam distâncias por isso, viaggiano distanti per questo, à procura do que o brasileiro chama alla ricerca di ciò che il brasiliano chiama da oração forte. preghiera forte. Mas o texto Ma il testo diz que oração forte dice che preghiera forte é a oração do justo. è la preghiera del giusto. O texto Il diz testo dice que a oração de um justo che la preghiera di un giusto é poderosa e eficaz. è potente ed efficace. Então aconteça o que acontecer, Quindi succeda quel che succeda, não deixe de orar. non smettere di pregare. Desligue o celular, Spegni il telefono, desligue a TV, spegni la TV, feche a porta do quarto chiudi la porta della camera e vá orar. e vai a pregare, Porque a oração do justo perché la preghiera del giusto é poderosa e eficaz. è potente ed efficace. Quem está comigo diz amém. Chi è con me dice amen. Segunda coisa que Jesus fez, La seconda cosa che Gesù ha fatto, Mateus 26, 29. Matteo 26, 29. E dice: vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. 30. Il 30. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Segunda coisa que Jesus fez no pior dia da sua vida, Seconda cosa che Gesù ha fatto nel peggior giorno della sua vita, ele adorou. ha adorato, Ele cantou um hino. ha cantato un inno. Portanto, Pertanto, nenhum dia, nessun giorno, nenhum momento nessun momento é suficientemente mau è sufficientemente brutto para arrancar dos nossos lábios per toglierci dalle nostre labbra o louvor e adoração. la lode e adorazione. Aconteça o que acontecer, Succeda quel che succeda, adore. adora. Aconteça o que acontecer, Succeda quel che succeda, louve. loda. Aconteça o que acontecer, Succeda quel che succeda, cante louvores a Deus. canta inni a Dio. O dia mal bateu a sua porta, Il giorno brutto è arrivato a casa tua, você não vai vencer murmurando, tu non vincerai lamentandoti, nem postando nas redes sociais. neanche postando sulle reti sociali. Você não vai vencer amargurado. Tu non vincerai con l'amarezza. Como vamos vencer? Come vinceremo? Adorando. Adorando. Como vamos vencer? Come vinceremo? Adorando. Adorando. Como vamos vencer? Come Responda. vinceremo? Rispondi. Adorando. Quantos Adorando. podem dar um forte aplauso Quanti ao possono dare un Senhor? forte applauso al Signore? Adorando ao Senhor com palmas. Adorando il Signore con applausi. Segunda Crônicas, capítulo 20, fala sobre um homem. Seconda Fala sobre um Croniche. homem Seconda Cronache capitolo 20 parla di un uomo chamado Josafá, chiamato o Giosafà, rei Josafá, il re Giosafà, que colocou a adoração na frente. che ha messo l'adorazione davanti. E quando Josafá, E quando Giosafà, sob a direção de Deus, sotto la direzione di Dio, colocou adoradores na frente, ha messo adoratori davanti, o Senhor disse uma palavra. il Signore ha detto una parola. E a palavra é a E seguinte: la parola è questa. é para você também. E anche per te. Nesta batalha, In questa battaglia não tereis que pelejar. non dovrete combattere. Nesta In batalha, questa battaglia vocês não terão que lutar. non dovrete lottare. Porque esta batalha Perché questa battaglia é minha, è mia. diz o Senhor. Dice il Signore. Essas palavras, Queste parole o
Senhor Il diz, Signore dice, para quem coloca per chi mette adoração, adorazione, oração preghiera e palavra e parola na frente. davanti. Se você faz isso, Se tu fai questo, esta palavra é para você. questa parola è per te. Nesta batalha, In questa battaglia não tereis que pelejar. non dovrai lottare. Esta batalha é minha, diz Questa o battaglia Senhor. è mia, dice il Signore. Amém. Amen. Eu estava andando hoje Io stavo andando, camminando oggi com Anderson con Anderson e comecei a perceber que vocês estão no outono aqui. Estão no outono. e ho cominciato a percepire che voi siete in autunno. E notei que muitas árvores E ho notato che molti alberi perderam as folhas. hanno perso le foglie. Eu quero te ensinar uma lição sobre isso. Voglio insegnarti una lezione su questo. Isso acontece no outono, Questo succede in autunno porque a árvore perché l'albero não tem non ha força suficiente forza sufficiente para manter a sua vida per mantenere la sua vita e a vida nas folhas. e la vita nelle foglie. Não chove muito no outono, Non piove molto in autunno, então não há quindi non c'è força suficiente forza sufficiente na árvore nell'albero para manter as folhas. per mantenere le foglie. Então ela deixa as folhas caírem Quindi lascia che le foglie cadano para manter a vida na árvore. per mantenere vita nell'albero. Você está entendendo? Lo stai capendo? Nós não podemos Non possiamo ter medo avere paura de deixar as folhas caírem. di lasciare che le foglie cadano. Às vezes na vida, A volte nella vita nós sofremos, soffriamo, choramos, piangiamo, nos desesperamos, ci disperiamo porque queremos manter as folhas. perché vogliamo mantenere le E foglie. essas folhas E queste foglie estão matando a vida da árvore. stanno uccidendo la vita nell'albero. Mas em algum momento, Ma in qualche momento nós teremos noi dovremo que deixar as folhas caírem, lasciare le foglie cadere na certeza nella certezza que na primavera che in primavera elas vão tornar a brotar. loro torneranno a nascere. Porque Deus Perché Dio é Deus de estações. è un Dio di stagioni. Não tenha medo Non avere paura de soltar as folhas, di lasciar cadere le foglie, porque não existe perché non esiste mal suficiente no dia male sufficientemente nel para giorno arrancar o louvor dos nossos lábios. per strappare la lode dalle nostre labbra. Ore Prega e adore. e adora. Amém? Amen. Glória a Deus. Eu tenho aprendido algo. Io ho imparato una cosa. No Brasil, In Brasile nós temos vivido tempos difíceis abbiamo vissuto tempi difficili politicamente. politicamente. Então, eventualmente, nós encontramos pessoas que nos procuram Quindi eventualmente troviamo persone che ci cercano e dizem: Pastor, eu quero e dicono: Pastore, io voglio desistir. rinunciare, Eu quero parar, voglio smettere porque eu estou cansado. perché sono stanco. Já aconteceu isso aqui? È già successo qui? Já aconteceu isso aqui, Pastor Già Henrique? successo qui, Pastore Enrico? Já aconteceu? Successo? Já aconteceu com você? È già successo a te? Momentos em que você fica cansado Momenti in cui sei stanco e quer desistir? e vuoi rinunciare? Mas eu quero te dar uma palavra. Ma io voglio darti una parola. Quem está cansado, Chi è stanco descansa, si riposa, não desiste. non rinuncia. Se você está cansado, Se tu sei stanco, o que você precisa ciò di cui hai bisogno é descansar è riposo e não e desistir. non rinuncia. Quando os levitas Quando i Leviti trouxeram a arca hanno portato l'arca de volta para Jerusalém, di nuovo a Gerusalemme, Deus disse: Dio ha detto: 6 passos 6 passi e descansem, e riposatevi, mais 6 passos altri 6 passi e sacrifício, e sacrificio, mais 6 passos altri 6 passi e parem, e basta, Sabe fermatevi. por quê? Sapete perché? porque ninguém cansado governa. Perché nessuno stanco governa. O Senhor deseja Il Signore desidera que, como Ele descansou che come Lui si è riposato no 7º dia, al 7° giorno, nós também possamos descansar. anche noi possiamo riposarci. E a ordem do Senhor é E l'ordine del Signore è 6 passos 6 passi e descanse, e riposati, 6 passos 6 passi e ore, e prega, 6 passos 6 passi e adore. e adora. Alguém pode dizer: Qualcuno può dire: Pastor, Pastore, já faz 3 anos sono già 3 anni que eu estou na caminhada, che sono nella já camminata, dei mais de 1000 passos ho già dato più di 1000 passi sem nunca parar. senza mai fermarmi. Você precisa parar Tu devi fermarti para não desistir per non rinunciare e poder descansar. e poter riposarti.
O Senhor não deseja Il Signore non desidera que você dê 50 passos de uma vez. che tu dia 50 passi in una volta. A ordem do Senhor é L'ordine del Signore è 6 passos 6 passi e descanse. e riposati. 6 passos 6 passi e e descanse. riposati. Porque esta casa Perché questa casa precisa de você. ha bisogno di te. Seus I pastores suoi pastori precisam de você. hanno bisogno di te. A obra, L'opera, o reino il regno precisam de ha você. bisogno di te. E você não vai estar E tu se você estiver tu cansado. non sarai se sei stanco. Então a ordem é L'ordine è 6 passos 6 passi e e descanse. riposati. Para quando você estiver cansado, Perché quando sarai stanco você possa descansar e não desistir. tu possa riposarti e non rinunciare. Amém? Amen. Estão comigo até aqui? Siete con me fino a qua? Glória a Deus. Terceira coisa Terza cosa que Jesus fez che Gesù ha fatto no pior dia da sua vida, nel peggior giorno della sua vita. ele restaurou Ha restaurato os sonhos de um homem. i sogni di un uomo. Lucas 22:50. Luca 22:50. Dice così. E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. 51. Ma Gesù intervenne e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. E tocando na orelha do homem, E toccando l'orecchio di quell'uomo, ele o curou. lo guarì. Prestem atenção, meus irmãos. Fate attenzione, fratelli. Não se trata apenas de mais uma cura. Non si tratta di soltanto un'altra cura. Aquele homem Quell'uomo era servo do sumo sacerdote. era servo del sommo sacerdote. É o que diz o texto. È ciò che dice il testo. E com a orelha cortada, E con l'orecchio tagliato ele não poderia mais ser. non poteva più essere. Porque em Levítico, Perché in Levitico nós vemos noi vediamo que os sacerdotes che i sacerdoti não poderiam ter imperfeições. non potevano avere imperfezioni. Com a orelha cortada, Con l'orecchio mozzato ele não poderia mais non poteva più fazer parte da guarda. fare parte della guardia. Porque soldados Perché soldati imperfeitos imperfetti não poderiam mais fazer parte da guarda. non potevano più fare parte della guardia. Por isso, quando Jesus Per questo quando Gesù cura aquele homem, cura quell'uomo, Jesus está restaurando um projeto, Gesù sta restaurando un progetto, sonhos sogni e o futuro e il daquele homem. futuro di quell'uomo. Agora notem, Adesso guardate bene, não era alguém da família de Jesus. non era qualcuno della famiglia di Gesù, Não era um amigo de Jesus. non era un amico di Gesù. Aquele homem Quell'uomo fazia parte faceva parte dos inimigos de Jesus. dei nemici di Gesù. Então, há duas coisas aqui também. Sono due cose qua. Nenhum dia é tão difícil Nessun giorno è così difficile que o Senhor não possa te usar che il Signore non possa usarti para restaurar os sonhos de alguém. per restaurare i sogni di qualcuno. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Io ti farò una domanda. Quem nunca Chi mai trabalhou enquanto sangrava? ha già lavorato mentre sanguinava? Nós pastores somos assim. Noi pastori siamo così, Nós não podemos parar. non possiamo fermarci. Não há opção para nós de pararmos. Non c'è l'opzione di fermarci per noi. O pastor é um homem, Il pastore è un uomo, a pastora uma mulher la pastore è una donna que muitas vezes che molte volte trabalha enquanto sangra. lavora mentre sanguina. Quem nunca Chi mai ajudou alguém mesmo quebrado? ha già aiutato qualcuno anche se era spezzato dentro? Quem nunca Chi mai precisou ajudar alguém ha già avuto bisogno di aiutare qualcuno em áreas que você mesmo in aree in cui tu stesso estava passando por lutas? stavi passando delle lotte? Quantas vezes Quante volte você precisou dar respostas hai avuto bisogno di dare risposte que você mesmo che tu stesso não possuía? non possedevi? Quando você mesmo Quando tu stesso estava precisando de ajuda. avevi bisogno di aiuto? Quem nunca? Chi mai? Todos nós. Tutti noi. Muitas vezes as pessoas nos procuram, Molte volte le persone ci cercano. No Brasil. In Brasile nos pedem auxílio ci chiedono aiuto em momentos in que momenti quem está precisando de auxílio somos nós. e chi ha bisogno di aiuto siamo noi, Mas mesmo quebrado, ma anche spezzati. nenhum dia é tão mau Nessun giorno è così brutto que Deus não possa nos usar che Dio non possa usarci para restaurar os sonhos de alguém. per restaurare i sogni di qualcuno. Agora prestem atenção. Fate attenzione. O homem veio para prender Jesus. L'uomo è venuto a Vou prendere Gesù. repetir. Io Ele ripeterò. veio prender Jesus. È venuto a imprigionare Gesù, Agredir Jesus. ad aggredire Gesù. Voltou restaurado para casa. È tornato a casa restaurato. Voltou curado para È casa. tornato curato a casa. Vai acontecer com você.
succederà a te. Muitas pessoas Molte persone virão raivosas, verranno con rabbia, mostrando os dentes, mostrando i denti, querendo o seu mal. volendo il tuo male. Mas o Cristo que habita em você Ma il Cristo che abita in te vai fazer voltá-las para casa, le farà tornare a casa, restauradas, restaurate, curadas, curate, transformadas. trasformate. Porque maior é o que está em nós Perché più grande è ciò che è in do noi que o que está no mundo. di ciò che è nel mondo. Quantos podem dizer amém? Quanti possono dire amen? Quarta coisa que Jesus fez. Quarta cosa che Gesù ha fatto. 1 Coríntios, Prima Corinzi, capítulo 11, capitolo 11, versos 23 e 24. versetti 23 e 24. Por favor. Dice: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. O senhor usa esse texto na ceia também, pastor? E voi usate questo testo esse nella Santa texto na Cena? ceia? Questo testo? Todas as vezes que eu leio esse texto, Per le volte che leggo questo testo, eu penso o seguinte: io penso così. por que Paulo está mencionando Perché Paolo sta menzionando o episódio da traição? l'episodio del tradimento? Porque eu recebi do Senhor Perché ho ricevuto dal Signore o que também lhes entreguei, quello che vi ho anche trasmesso, que o Senhor che il Jesus, Signore Gesù, na noite em que foi traído, nella notte in cui fu tradito, porque essa é uma decisão perché questa è una decisione que todos nós precisamos tomar. che tutti noi dobbiamo prendere. O que fazer Cosa fare na noite em que a gente é traído? nella notte in cui siamo traditi? E a noite em que a gente é traído E la notte in cui siamo traditi pode significar várias coisas: può significare varie cose. decepção, Ehm, frustração. delusione, frustrazione. E neste dia E in questo giorno nós precisamos decidir o que fazer. noi dobbiamo decidere cosa fare. Eu não sei o que você vai fazer Non so cosa tu farai na noite em que você foi traído, nella notte in cui sei stato tradito, mas eu sei o que Jesus fez. ma so cosa Gesù ha fatto. Ele partiu o pão e deu Ha graças. spezzato il pane e ha reso grazie. Ele não reclamou. Non si è lamentato, Ele não agrediu. non ha aggredito. Ele viu Judas sair pela porta Lui ha visto Giuda uscire dalla porta para ir traí-lo. per andare a tradirlo. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Sapeva che Pietro lo avrebbe negato. Ele sabia. Lui sapeva. Mas ele partiu o pão e deu Ma graças. lui ha spezzato il pane e ha reso grazie. Eu não sei o que você vai fazer, Non so cosa tu farai, mas eu sei o que Jesus fez. non so cosa Gesù ha fatto. Ele foi grato, È stato grato, mesmo no meio anche in mezzo, da sua pior aflição. nella sua peggiore afflizione. Levante a sua mão direita para o alto Alza la tua mano destra in alto e repita comigo: e ripeti insieme a me. eu te dou graças. Io ti do grazie. Mais alto: eu te dou Alto, graças. io ti do grazie. Pastor Henrico disse aqui na palavra da oferta: Per Enrico ha detto qua nella parola dell'offerta, gratidão, gratitudine, corações generosos, cuori generosi, que nada neste mundo, e niente in questo mondo, que nenhuma luta e neanche una lotta, tire a gratidão do seu coração, tolga la gratitudine dal tuo te cuore, impeça de ser grato, ti impedisca di essere grato, tal qual Jesus, per quale Gesù, na noite em que foi traído, nella notte in cui fu tradito, você possa levantar o pão da vida tu possa alzare il pane della e vita dizer: e dire: eu te dou graças. io ti do grazie. Eu não vou reclamar, Io non mi lamenterò, nem vou questionar. non ti domanderò, Eu te dou graças. io ti ringrazio. Talvez você veio para cá Forse sei venuto qua vivendo uma série de coisas. vivendo una serie di cose. Você pensou em reclamar, Hai pensato di lamentarti, pensou em desistir, hai pensato di rinunciare, pensou em hai retroceder. pensato a indietreggiare, Mas o Senhor está dizendo: ma il Signore ti sta dicendo: levante a sua mão e dê graças. alza la tua mano e ringrazia, Ore, prega, adore, adora, restaure os sonhos. restauri i sogni, Levante a sua mão e dê graças. alza la tua mano e dai grazie. Mais uma vez, levante a mão para o alto Ancora una volta alza la tua mano in alto e diga: eu te dou graças. e di io ti ringrazio. Quinta coisa, Quinta cosa, Lucas 23:33. Luca 23:33. Eu já avisei que eu sou chorão. Ho già avvisato che sono un piagnucolone.
E dice: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 34. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Jesus disse: Gesù ha detto: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdonali porque eles não sabem o que eles estão fazendo. perché non sanno ciò che stanno facendo. Quinta coisa que Jesus fez, Quinta cosa che Gesù ha fatto: ele liberou o perdão. lui ha dato il perdono. Jesus liberou o perdão, Gesù ha dato il perdono porque em seu coração, perché nel suo cuore Jesus sabia Gesù sapeva que o perdão che il perdono é para esta hora. è per quest'ora. Eu não sei Io non so para quais momentos per quali momenti você acha tu credi ou você imagina o immagini que o perdão sirva, che il perdono serva, mas o perdão ma il perdono é para esta hora, è per questa ora, para a dor profunda, per il dolore profondo, para a ofensa, per l'offesa, para as maiores ofensas, per le più grandi offese, para as batalhas mais difíceis, per le battaglie più difficili, para as maiores afrontas. per i più grandi affronti. O perdão Il perdono é para esta hora. è per questa ora. Talvez o seu marido Forse tuo marito deixou a toalha molhada ha lasciato l'asciugamano bagnato em cima da cama sopra il letto. e você teve uma discussão com ele. Hai avuto una discussione con lui E hoje você acordou e oggi ti sei svegliato e disse: Eu perdoei. e hai detto: ho perdonato. Não. Perdão Perdono é para esta hora. è per questa ora. É estar na cruz, È stare nella croce, cuspido, sputato, agredido, aggredito, furado, e machucado, perforato machucado. E dizer: e dire: Eu vou perdoar. io perdonerò. Agora Jesus nos dá um segredo aqui. Adesso Gesù ci dà un segreto qui. Quem quer saber esse segredo? Chi vuole sapere questo segreto? Duas pessoas. Due persone. Quem quer saber esse segredo? Chi vuole sapere questo segreto? Jesus diz: Gesù ha detto: Pai, Padre, perdoa, perdonali porque eles não sabem o que fazem. perché non sanno ciò che fanno. Este é o segredo do perdão. Questo è il segreto del perdono. Tirar Togliere o peso do coração. il peso dal cuore. Sabe por que a gente não perdoa? Sapete perché non perdoniamo? Porque a gente olha para as pessoas Che guardiamo le persone e diz assim: e diciamo così: eles sabem. loro sanno. Ah, pastor. Ah, pastore, Sabe. loro sanno. Aquela pessoa sabe o que Quella está fazendo. persona sa ciò che sta facendo. Mas Jesus está ensinando. Ma Gesù ci sta insegnando. Quer perdoar? Vuoi perdonare? Precisa olhar Devi guardare e dizer: e dire: não sabem. non sanno. Eu vejo que pessoas Io vedo che persone que têm dificuldade para perdoar, che hanno difficoltà a perdonare, muitas vezes, molte volte, entenda isso, capite questo? estão bebendo um veneno, Stanno bevendo un veleno, achando que quem vai morrer é o outro. credendo che chi morirà è l'altro. Só faz mal para você. Fa male soltanto a te. Por isso nós precisamos olhar para a vida Per questo dobbiamo guardare alla vita e para as pessoas e alle persone com essa pureza con questa purezza e ter a coragem de dizer: e avere il coraggio di dire: não sabem, non sanno, ainda que a gente acha que sabe. anche se noi crediamo che sanno. Eu quero que vocês entendam Io voglio che voi capiate que essas pessoas che queste persone é quem estavam deixando o dia de Jesus mal. stavano rovinando il giorno di Gesù. Perdão é isso. Perdono è questo. É muitas vezes perdoar Molte volte perdonare quem está contribuindo sta contribuendo para a sua vida ficar como ela está. perché la tua vita sia come stia. Porque perdão Perché perdono é para esta hora. è per questa ora. Eu quero contar um testemunho a vocês. Voglio raccontarvi una testimonianza. Já quero avisar Voglio già avvisare que provavelmente eu vou chorar, che probabilmente io piangerò porque eu sou chorão. perché sono piagnucolone. No Brasil, In Brasile havia uma família c'era una famiglia de japoneses, di giapponesi, marido, marito, mulher moglie e o filho, e il figlio, 8 anos de idade. 8 anni di età. Ivisota,
o nome do japonês. Iwis Ota era il nome del giapponese. Família Ota. Famiglia Otta. Em 1994, In 1994 este menino foi raptado. questo ragazzo è stato rapito. Durante o rapto, Durante il rapimento ele descobriu, ha scoperto, ele reconheceu ha riconosciuto o sequestrador. il sequestratore. Era um funcionário da família. Era un funzionario della famiglia Ao reconhecer e riconoscendo o sequestrador, il sequestratore, 8 anos de idade, 8 anni di età. ele foi colocado numa cova rasa. Lui è stato messo in una buca. Foi dado a ele muitos calmantes Gli sono stati dati molti calmanti para que ele pudesse dormir. perché lui potesse dormire. Um pequeno japonês, Un piccolo giapponese, 8 anos. 8 anni. O homem mirou L'uomo ha mirato não nos braços, non alle braccia, nem nas pernas, neanche le gambe, no rosto do menino. nella faccia del bambino. 2 tiros. 2 spari. Eu tenho um filho de 9, Io ho un figlio di 9 anni, Israel, Israele, e um de 16, e il giorno 16. Reuel. Euel. Eu vejo meu filho pequeno, E io vedo mio figlio piccolo. eu não consigo imaginar. Non riesco a immaginare. Você consegue? Tu riesci? 2 tiros 2 spari no rosto do menino. al viso del bambino. O Brasil parou. Il Brasile si è fermato. Foi uma comoção nacional. È stata una commozione nazionale. Todo mundo soube da história. Tutti hanno saputo della storia. Alguns anos depois, Alcuni anni dopo, o pai e a mãe padre e la madre decidiram: hanno deciso: nós vamos perdoar noi perdoneremo o assassino do nosso filho. l'assassino del nostro figlio. Foram na cadeia, Sono andati in prigione, sentaram frente a frente com o si sono assassino seduti davanti all'assassino e disseram: e hanno detto: eu te perdoo. perdoniamo, Você não sabe o que você estava fazendo. non sapevi ciò che facevi. Eles disseram: Loro hanno detto: nós temos mais filhos. noi abbiamo più figli, Eles já perderam o irmão. hanno già perso il fratello, Não podem nos perder. non possono perderci. Eu te perdoo. Noi ti perdoniamo, Porque você não sabia perché tu non sapevi o que você estava fazendo. cosa stavi facendo. Ela se elegeu Lei si è eletta deputada federal. deputata federale. Ela não fez muita coisa, Non ha fatto tante cose, mas ela fez uma lei ma ha fatto una legge. no Brasil, In Brasile, dia 30 de agosto. il giorno 30 di agosto, É o Dia Nacional do Perdão. è il giorno nazionale del perdono. Quem mesmo você não vai perdoar? Chi è che tu non perdoni? Que ofensa você não vai perdoar? Che offesa tu non riesci a perdonare? Quem você acha digno de não receber o seu perdão? E tu credi indegno di ricevere il tuo perdono? Mas o Senhor Ma il Signore nos amou, ci ha amati, sendo nós pecadores, anche se eravamo peccatori, quando éramos inimigos. quando eravamo nemici. Quem somos nós Chi siamo noi para não perdoar? per non perdonare? Então comece a olhar para a vida Quindi comincia a guardare la vita e dizer: e dire: não sabem. non sanno. Porque se você disser Perché se tu dicessi sabem, loro sanno, você não vai perdoar. non perdonerai. Sexta coisa, La sesta cosa, Mateus 26:36. Matteo 26:36. Eu já estou terminando, tá? Sto già finendo, va bene? Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Jesus foi com seus discípulos Gesù è andato con i suoi discepoli ao Getsemane. al Getsemani. Foi com quem? Con chi? Com seus discípulos. Con i suoi discepoli. Escute, Ascolta, no dia mau, nel giorno brutto,
não fique sozinho. Non rimanere da solo. A Bíblia diz La Bibbia dice que o diabo che il diavolo está ao nosso derredor, ci sta attorno, como um leão, come un leone, procurando alguém cercando qualcuno que ele possa tragar. che lui possa prendere. Quem já assistiu aqui Chi ha già guardato aqueles documentários quei documentari do Discovery Channel di Discovery Channel ou do National Geographic, o National Geographic, onde você vê os leões atacando búfalos dove vedi i leoni che o attaccano i zebras. bufali o zebre ou gnus? o ignus? Pastor Henrico, me ajuda aqui, por favor. Pastore Enrico, aiutami. Per favore, pastore. Nós somos búfalos. Noi siamo bufali. Os leões nos documentários, I leoni nei documentari. pode assistir lá no YouTube. Guardate su YouTube. Eles ficam cercando aqueles búfalos. Loro cercano i bufali. Eles estão todos juntos. Stanno tutti insieme. Qual é a estratégia? Qual è la strategia? Apenas um leão Solo un leone escolhe um búfalo sceglie un bufalo e começa a percorrer esse búfalo, correr atrás desse búfalo. e comincia a correre dietro al bufalo. O búfalo vai correndo Il bufalo corre e o leão atrás. e il leone dietro. E vai correndo E corre e vai o leão atrás. e il leone dietro. Quando eles param, Quando si fermano, o leão il leone separou aquele búfalo ha separato il bufalo da manada. dal branco. E quando ele estiver sozinho, E quando lui è da solo, os outros leões gli altri leoni que estavam à espreita che stavano aspettando vêm e mordem no pescoço daquele búfalo vengono e mordono il collo del e bufalo jogam no chão e lo buttano per terra e comem a presa. e mangiano la preda. Porque o isolamento Perché l'isolamento é a isca de Satanás. è l'esca di Satana. Não pega o búfalo Non prendere il bufalo quando ele está na comunhão, quando lui è insieme agli altri, quando ele está no meio dos seus irmãos. quando lui è insieme ai suoi fratelli. Só pega Lui prende quando separa do grupo. quando lo separa dal gruppo. Por isso, no dia mau, Per questo nel giorno brutto não fique sozinho, non rimanere da solo, porque o isolamento perché l'isolamento é a isca de Satanás. è l'esca di Satana. Aconteça o que acontecer, Succeda quel che succeda, permaneça na comunhão, rimani in comunione, permaneça no corpo, rimani nel corpo, vinculado ao corpo, vincolato al corpo, junto ao cabeça que é Cristo. insieme alla testa che è Cristo, Porque vinculado no corpo, perché vincolato al corpo, junto ao cabeça que é insieme Cristo, alla testa che è Cristo, o mal não pode te tocar. il male non può toccarti. Obrigado, pastor. Grazie, pastore. Pastor, Pastore, quero dizer que em todas as minhas pregações, voglio dirti che in tutte le mie prediche o Senhor foi o melhor búfalo. sei stato il miglior bufalo. Um búfalo de lindos olhos azuis. Un bufalo dai bei occhi azzurri. Escuta o que eu vou falar. Ascolta ciò che ti dirò. 2 anos atrás, 2 anni fa eu tive Covid. ho avuto il Covid. 10 dias internado. 10 giorni in ospedale. 75% do pulmão tomado. Il 75% del mio polmone era andato. Os médicos chegaram a anunciar a minha morte. I medici sono arrivati ad annunciare la mia morte. Disseram para minha esposa: Hanno detto a mia moglie: despeça do seu marido, saluta tuo marito, porque ele vai entrar no hospital. perché lui entrerà in ospedale. Nós não sabemos se ele vai sair. Non sappiamo se uscirà. Eu não sei se alguém passou por isso aqui durante a pandemia, Non ficar so se internado. qualcuno durante la pandemia è stato in ospedale, Mas a sensação é horrível. ma la sensazione è orribile. É como se você estivesse à beira de um afogamento. È come se stessi per annegare. Me faltava oxigênio no cérebro. Mi mancava l'ossigeno al cervello. Por 6 vezes eu desmaiei. Per 6 volte sono svenuto. Pela graça, Per la grazia. eu voltei de todas elas. Sono tornato da tutte loro. Tenho um amigo muito chegado, Ho un amico molto prossimo, muito chegado, que não voltou de um desmaio che non è tornato da uno svenimento e hoje está numa cama, e oggi è in un letto, sem andar, senza camminare, sem falar. senza parlare. Está vivo pela graça também. È vivo anche lui per la grazia. Quando eu saí do hospital, Quando sono uscito dall'ospedale eu desenvolvi ho sviluppato uma depressão una depressione e um pânico. e un panico.
por aquela sensação de afogamento. per quella sensazione di annegamento. Se eu tinha uma dor de cabeça, Se avevo un mal di testa, imaginava que ia desmaiar. immaginavo che sarei svenuto. Se tinha uma dor no estômago, Se avevo un dolore allo stomaco, imaginava que ia desmaiar. immaginavo che sarei svenuto E entrava em pânico. e entravo in panico. Muitas vezes, Molte volte eu fui pregar na igreja sono andata a predicare in una chiesa à base de remédios, sotto medicine, mas o Senhor ma il Signore me curou. mi ha curato. Mas eu aprendi algo naquele tempo. Ma io ho imparato una cosa in quel tempo. A solidão La solitudine não é sua amiga. non è la tua amica. Muitas vezes, Molte volte eu queria ficar sozinho em casa. volevo rimanere da solo a casa, Não queria ver ninguém, non volevo vedere nessuno, falar com ninguém, parlare con nessuno, atender ninguém, ricevere nessuno, porque a solidão perché la solitudine me fazia bem, mi faceva bene, mas ela não é ma non è sua amiga. la tua amica. No dia mau, Nel giorno brutto não fique sozinho, non rimanere da solo, porque o isolamento, repito, perché, ripeto, l'isolamento é a isca de Satanás. è l'esca di Satana. Procure os seus pastores, Cerca i tuoi pastori, procure os seus líderes, cerca i tuoi leader, fique perto dos seus irmãos, stai vicino ai fratelli, fica perto dos seus amigos, stai vicino ai tuoi amici, das suas amigas, delle tue amiche, das pessoas que você ama e valoriza, delle persone che ami e valorizzi, porque se andarmos perché se camminiamo na luz, nella luce, como o Pai está na luz, come il Padre nella luce, temos comunhão um com os outros. abbiamo comunione gli uni con E gli o altri. sangue de Jesus Per il sangue di Gesù nos purifica de todo pecado. ci purifica da ogni peccato. Você pode carinhosamente Tu puoi amorosamente colocar a mão sobre a pessoa que está do seu lado e dizer: mettere la mano nella persona che è di fianco a te conta comigo. e dire conta su di me. Fala aí. Dici così. Fala para sua amiga, para o seu irmão, para Di a al sua tuo irmã, para o amico, seu amigo. tua amica, sorella, fratello. Conta comigo. Conta su di me. Lá no Brasil, Là in Brasile nós fazemos algo assim. noi facciamo una cosa così. Tamo junto. Siamo insieme. Olha aqui para mim Guardate me. e diz: pastor, E dici pastore. diga, pastor. Di pastore. Faz assim, ó. Fai così. Tamo junto. Siamo insieme. Vai ficar sozinho? Rimarrai da solo? Nós estaremos juntos como igreja. Noi staremo insieme come chiesa. 30 minutos que eu vi essa igreja adorando 30 minuti che ho sentito questa chiesa adorare e se movendo. e muoversi. Pensei, Ho pensato, aqui está um lugar de comunhão. qui c'è un luogo di comunione. Aqui está um lugar de pessoas que se amam. Qui c'è un luogo di persone che si amano. Parabéns, pastores. Complimenti, pastori. Igreja não é templo. Chiesa non è un tempio. Igreja não é tamanho. Chiesa non è grandezza. Igreja Chiesa são membros unidos sono membri uniti no cabeça que é Cristo. nella testa che è Cristo. Vocês estão de parabéns. Complimenti. Quero dizer a vocês que vocês têm dois excelentes pastores. Voglio dirvi che avete 2 eccellenti pastori. Conversei com ele hoje, Ho parlato con lui oggi, 30 minutos, 30 minuti, e vi e ho visto um homem temente, un uomo temente, reverente à palavra riverente alla parola e que ama as ovelhas de Cristo. e che ama le pecore di Cristo. E o pouco que eu vi da pastora adorando E il poco che ho visto la pastora adorando e cantando, e cantando, pensei no meu coração, ho pensato nel mio cuore, está aí uma mulher ecco una donna que ama suas ovelhas. che ama le sue pecore, Sem demagogia. senza demagogie. São coisas que eu vi no meu espírito. Sono cose che ho sentito nel mio spirito. Me alegro muito de estar aqui nessa noite. Mi rallegro tanto di essere qui questa sera. Termino a pregação E concludo la predicazione antes de orar por vocês, prima di pregare per voi, dizendo a sétima coisa que Jesus fez dicendo la settima cosa che Gesù ha fatto no pior dia da sua vida. nel peggior giorno della sua vita. Lucas 23:42. Luca 23, 42. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 43. Ed egli gli disse: Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Hoje mesmo Oggi stesso você estará comigo no paraíso. tu starai con me in paradiso. Sétima coisa que Jesus fez no pior dia da sua vida. Settima cosa che Gesù ha fatto nel peggior giorno della sua vita. Repita comigo. Primeiro, Ripeti con me. Primo, ele orou. ha
Ha pregato. Segundo, Secondo, ele adorou. ha adorato. Terceiro, Terzo, ele restaurou. ha restaurato. Quarto, Quarto, ele deu graças. ha reso grazie. Quinto, Quinto, ele liberou o perdão. ha dato il perdono. Sexto, Sesto, ele não ficou sozinho. non è rimasto da solo. E sétimo, E settimo, ele salvou uma vida. ha salvato una vita. Naquele momento na cruz, In quel momento sulla croce já era o anúncio era già l'annuncio do que a morte de Jesus representaria. di ciò che la morte Gesù avrebbe rappresentato. Ele morreu Lui è morto para salvar os pecadores per salvare i peccatori arrependidos. pentiti. Eu e você Io e te éramos aquele ladrão. eravamo quei ladri. No pior dia, Nel peggior giorno ele salvou pecadores. Lui ha salvato peccatori, Porque nenhum dia é tão mau perché nessun giorno è così brutto que possa arrancar dos nossos olhos che possa togliere dai nostri occhi a visão do paraíso. la visione del paradiso. Por isso ele olhou para aquele homem Per questo ha guardato quell'uomo e disse: e ha detto: hoje ainda oggi stesso você vai estar comigo tu starai con me, no paraíso. paradiso. Aprenderam as lições? Avete imparato le lezioni? Ore, Prega, adore, adora, trabalhe mesmo sangrando. lavora anche se sanguini, Mesmo na noite em que você for traído, anche nella notte in cui sarai tradito. dê graças a Deus. Rendi grazie a Dio. Perdoe. Perdona. Não ande sozinho Non camminare da solo e não perca a visão do paraíso. e non perdere la visione del paradiso. Você pode ficar de pé. Puoi alzarti. Eu quero orar por você. Eu não sei se a pastora com o Ministério de Louvor pode nos auxiliar. Voglio pregare per te. Il ministero di lode può salire. Meus irmãos, eu quero selar esta palavra Fratelli, voglio porre un sigillo in questa parola com uma oração. con una preghiera. Amém? Amen. Na última hora nós estivemos escrevendo uma história Nell'ultima ora abbiamo scritto una storia e agora nós queremos selar e oggi vogliamo sigillare com oração. con la preghiera. Você vai sair daqui Uscirai di qua com a certeza con la certezza que a maior história de amor che la più grande storia d'amore que o mundo já viu che il mondo ha già visto não é Romeu e Julieta, non è Romeo e Giulietta, é Jesus, è Gesù, o justo il giusto pelos injustos, per gli ingiusti, o santo il santo pelos pecadores, per i peccatori, o perfeito il perfetto pelos imperfeitos, per gli imperfetti, para nos colocar per metterci justificados giustificati diante do trono do Pai. davanti al trono del Padre. Eu queria chamar algumas pessoas Vorrei chiamare alcune persone que querem sair do seu lugar e vir aqui à frente para que eu possa orar para você selando esta palavra. che vogliono uscire dal suo posto e venire qua davanti perché io Você- possa pregare. É um convite para todos. È un invito per tutti. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para que eu possa orar com você. Puoi uscire dal tuo posto e venire qua perché io possa pregare per te, Enquanto o louvor vai adorar, mentre la lode adorerà. o Senhor escreveu algo Il Signore ha scritto qualcosa que Ele deseja selar. e Lui desidera sigillare. Se eu for dar um nome para esta palavra, Se io fossi dare un nome a questa parola, eu a chamaria io la chiamerei de lições para o dia mau. di lezioni per il giorno brutto. Nós estamos perto do Natal. Noi siamo vicino al Natale. No nosso coração, Nel nostro cuore Jesus nasce todo dia. Gesù nasce tutti i giorni E Ele é o maior exemplo e Lui è il più grande esempio de tudo que vamos fazer. di tutto ciò che faremo. As lições que você recebeu Le lezioni che hai ricevuto não vêm de mim. non vengono da me. Eu falho tanto quanto você. Io sbaglio tanto quanto te, Mas Jesus ma Gesù é o exemplo. è l'esempio. Ele orou, Lui ha pregato,
Ele adorou. Lui ha adorato, Ele restaurou. ha restaurato, Ele deu graça. ha dato grazie, Ele liberou perdão. ha dato il perdono, Ele não ficou non sozinho. è rimasto da solo, E Ele salvou pecadores. ha salvato peccatori. Fecha os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi, Eu quero orar com você. voglio pregare con te. É o Espírito de Deus está aqui. Lo Spirito di Dio è qui. Eu comecei esta palavra dizendo Ho cominciato questa parola dicendo que nós não podemos che non possiamo e não queremos e non vogliamo fazer nada fare niente sem o Espírito Santo. senza lo Spirito Santo. Por isso Ele está agora Per questo è qui, falando aos teus ouvidos parlando nei tuoi orecchi e ao teu coração. e al tuo cuore. Desfrute desta presença. Sfrutta questa presenza. Senhor meu Deus, meu Pai, Signore mio Dio e mio Padre, eu apresento estas pessoas, io presento queste persone, irmãos, irmãs, fratelli, sorelle, homens, mulheres, uomini, donne, jovens, giovani, que estão se colocando che si stanno mettendo diante do altar, davanti all'altare dizendo: dicendo: eu creio nesta palavra. io credo in questa parola, Eu creio no Cristo desta palavra. io credo nel Cristo di questa parola, Eu creio no Jesus io credo nel Gesù para quem esta palavra aponta. per cui questa parola indica. Por isso, Senhor, Per questo il Signore, neste dia frio in questo giorno freddo de outono, di autunno, abraça os teus filhos, abbracci i suoi figli, sopra aos ouvidos soffia nelle orecchie de cada di ognuno o que eu tenho para você, ciò che io ho per te, propósito un proposito e futuro. e un futuro. Os pensamentos que tenho sobre I vós pensieri che ho per voi são pensamentos de paz sono pensieri di pace e não de mal, e non di male, para vos dar per darvi o fim que desejais. il fine che desiderate. Os meus pensamentos I miei pensieri são mais elevados que os seus pensamentos. sono più alti dei tuoi pensieri, Os meus caminhos i miei cammini mais altos que os seus caminhos. più alti delle tue vie. Por isso, Per questo, esta noite, questa sera, o Senhor está restaurando il Signore sta restaurando a sua alma, la tua anima, o seu espírito il tuo spirito, e o seu corpo il tuo corpo, para a glória do Pai. per la gloria del Padre. Enquanto o louvor vai adorar, E mentre la lode adorerà, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. lo Spirito Santo cambierà il tuo cuore. Fique com os olhos fechados. Rimani con gli occhi chiusi, Medita na canção. medita nella canzone. Havia propósito para essa noite. C'era un proposito per questa sera, No coração do seu pastor, nel cuore del vostro pastore, da sua pastora della vostra pastora e no nosso coração. e nel nostro cuore. Por isso o Senhor marcou esse dia Per questo il Signore ha segnato questo giorno nas nossas vidas nelle nostre vite e na sua vida. e nelle vostre vite. Você vai sair daqui Tu uscirai di qui marcado, segnato, selado sigillato pelo Espírito de dallo Deus. Spirito di Dio. Adoremos. Adoriamo. Fique aqui Rimani qui com seus olhos fechados. con gli occhi chiusi. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te. Levanta a sua mão para o céu. Alza la tua mano. O Espírito de Deus está visitando Lo corações, Spirito di Dio sta visitando cuori, restaurando vidas. restaurando vite. La tua volontà. Perto está o Senhor Vicino al Signore, dos que têm coração quebrantado, di quelli che hanno un cuore spezzato, coração quebrantado e contrito. un cuore spezzato e rotto. Deus não rejeita. Dio non rigetta. Un cuore puro, Padre. Adora. Adora. Levanta a sua mão e diga: eu vou te adorar. Alza la tua mano e di io ti adorerò. Tutto, Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare.
Aleluia. per adorarti. Aleluia. Adore. Os que esperam no Senhor Quelli che aspettano il Signore renovarão as suas forças. rinnoveranno le sue forze. Quem está cansado, Chi è stanco não desiste. non rinuncia. Quem está cansado, Chi è stanco descansa. riposa. Os que esperam no Senhor Quelli che sperano nel renovam Signore as suas forças. rinnovano le loro O forze. Senhor está renovando suas Il forças. Signore sta rinnovando le tue forze. Você vai correr Tu correrai e vai voar e volerai com asas, con ali, como águia. come un'aquila. Amém. 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 Adore. Adora il carattere di Cristo e del tuo spirito. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore. Canta a igreja do Senhor. Canta, Chiesa del Signore. Il tuo volto più di tutto. Quando você canta, o Espírito de Deus opera no seu coração. Mentre canti lo Spirito di Dio opera nel tuo cuore. Receba cura. Ricevi cura. Receba unção. Ricevi unzione. Receba da glória de Deus. Ricevi della gloria di Dio. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre. É o Senhor quem toca em você. È il Signore che ti tocca. É o Senhor quem toca no seu È il coração. Signore che tocca il tuo cuore. Ele é o restaurador. Lui è il restauratore. Ele é o construtor. Lui è il costruttore. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Io edificherò la mia chiesa. A igreja é dele. La chiesa è sua. Por isso ele edifica. Per questo lui edifica. Aleluia. Alleluia. Per adorarti. Santo, santo, santo és. Deixa eu dizer uma última palavra. Lascia che ti dica un'ultima parola. Olha para cá. Guarda qua. Quando Jesus encontrou com Pedro, Quando Gesù si è incontrato con Pietro. pastor, sobe aqui. Pastore, sali qua. Quando Jesus encontrou com Pedro, Quando Gesù ha incontrato Pietro, depois de negá-lo, dopo averlo negato, Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Gesù gli ha fatto 3 domande. Pedro, você me ama? Pietro, tu mi ami? Sim, Senhor, eu te amo. Sì, Signore, io ti amo. Pedro, você me ama? Pietro, tu mi ami? Sim, Senhor, eu te amo. Sì, Signore, io ti amo. Pedro, você me ama? Pietro, tu mi ami? Tu sabes que eu te amo. Tu sai, Signore, che ti amo. Então vai Allora vai e apacenta e pasci as minhas ovelhas e os meus cordeiros. le mie pecore. A pergunta é: La domanda è, se o propósito se il proposito era apacentar ovelhas e cordeiros, era pascere le pecore, por que Jesus não perguntou: perché Gesù non gli ha chiesto, você ama a ovelha? tu ami la pecora? Sim, Senhor, eu amo ovelhas. Sì, Signore, io amo le Você pecore. ama cordeiros? Tu ami le pecore? Sim, eu amo cordeiros. Sì, Signore, io amo le Porque eu pecore. tenho um propósito. Perché io ho un proposito. É você apacentar ovelhas e cordeiros. Tu pascire le pecore? Mas qual foi a pergunta? Ma qual è stata la domanda? Você me ama? Tu mi ami? Porque nós não pastoreamos Perché noi non pastoriamo amando cordeiros e ovelhas. amando le pecore, Nós pastoreamos ma noi pastoriamo amando Jesus. amando Gesù. Pastor, mas eu não devo amar as minhas ovelhas e os meus... Pastore, Se ma você io non ama devo Jesus, amare le pecore? Se tu ami Gesù, você vai amar o que Ele ama. tu ami ciò che Lui ama.
E ele disse: eu sou o bom pastor Ele dice, io sono il buon pastore e dou a vida pelas minhas ovelhas. e do la vita per le mie pecore. Uma vez eu disse: Una volta ho detto, a igreja precisa saber la Chiesa deve sapere que eu dou a vida por essa obra, che io do la vita per questa opera, que eu dou a vida por eles. io do la vita per loro. Jesus disse: você não precisa. Gesù ha detto, tu non hai bisogno. Eles não vão terminar Loro non termineranno dizendo que foram salvos, dicendo che sono stati salvati porque o pastor Henrico deu a vida por eles. perché il pastore Enrico ha dato la sua vita per loro. Eu sou o bom pastor Io sono il buon pastore e dou a minha vida pelas e do la ovelhas, mia vita per le pecore, para que você perché tu não precise dar a sua. non debba dare la tua. Então o que nós damos? Quindi ciò che diamo? Cristo. Cristo. Nós damos a nossa vida para Cristo. Noi diamo la nostra vita a Cristo Ele dá a vida dele para nós. e Lui dà la sua vita a noi E nós damos Cristo a vocês. e noi diamo Cristo a voi. Eu não sei o que você faz, mas a pergunta é: Non so ciò che fai, ma la domanda è, você me ama? Diz o Senhor. tu mi ami? Dice il Sim, Signore. eu te amo. Sì. Então faça o que você tem que fazer. Allora fai ciò che devi fare. Você não vai cuidar de crianças Non ti prenderai cura di bambini, amando crianças. amando bambini. Você vai cuidar das crianças Ti prenderai cura dei bambini porque ama Jesus. perché ami Gesù. Você não vai adorar Tu non adorerai porque você gosta de música. perché ti piace la musica. Você vai adorar Tu adorerai porque ama Jesus. perché ami Gesù. Você não vai ficar na mesa, Anderson. Tu non resterai nella tavola del suono, Anderson. Eu te conheço Io ti conosco porque você ama som, perché tu ami il suono elétrica. elettrico. Você está na mesa Tu stai nel tavolo del suono porque você ama Jesus. perché tu ami Gesù. Você amou Jesus Tu hai amato Gesù quando você ajudou com tudo que você ajudou lá na igreja. quando hai aiutato tutto ciò che hai aiutato Antes di in vir pra chiesa. cá. Prima di venire qua. Que até a sua viagem Anche il tuo viaggio. vocês atrasaram Voi avete ritardato para terminar aquela obra lá. per finire quell'opera là. Eu viajei todo esse tempo Io ho viaggiato tutto questo tempo para dizer a vocês, per dire a voi, você e a Grace, tu e la Gracie, vocês amam Jesus. voi amate Gesù. Esse povo precisam saber E loro devono sapere que receberam pessoas que amam Jesus. che hanno ricevuto persone che amano Gesù. E eu me alegro E io mi de rallegro conhecer duas pessoas, di conoscere due persone, e todos vocês, e tutti voi, uma igreja e um povo una chiesa e un popolo que ama Jesus. che ama Gesù. E um dia nós vamos nos encontrar E un giorno ci incontreremo com aquele a quem a gente ama. con colui che noi amiamo. Amém, pastor? Amen. Grazie. Per mele. Grazie per Grazie per mele, è isso? No? Grazie. Grazie mille. Grazie mille, pastore. Já sou um italiano. Meus bisavós I miei bisnonni são italianos. sono italiani, Foram para o Brasil, sono andati in Brasile, fugindo da guerra. fuggendo dalla guerra. Minha família é aqui de Mantova. La mia famiglia è di Mantova. Mantovani. Mantovani. Eu sou Arsênio Mantovani. Fiquei sabendo hoje que Verona Ho saputo oggi che Verona faz parte fa parte da região della regione da Grande Mantova. della Grande Mantova. Não. É uma brincadeira. È uno scherzo. Pastore, eu te amo em Cristo e em Jesus. Jesus, eu te amo em Jesus. Amém? Obrigado. Sul monte tuo chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io,
con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Che hai qualcosa per cui ringraziare il Signore per ciò che è successo questa sera in mezzo a noi, fai un grande applauso al nome di Gesù. Stiamo già terminando, A gente já está terminando, ma non possiamo finire senza fare i nostri auguri di compleanno. mas não podemos terminar sem primeiro dar os parabéns. Proprio oggi compie gli anni la nostra sorella Nora. Hoje é aniversário da nossa irmã Nora. Prego, Nora. C'è Christian che ha compiuto gli anni questa settimana. Christian fez aniversário essa semana. Qualcun altro che ha fatto gli anni questa settimana. Mais alguém que fez aniversário essa semana? Allora, Casamento. ho saputo, i pastori hanno fatto anniversario di matrimonio, prego. Pastori hanno fatto aniversário di matrimonio. Pastore Arsenio, Pastor Arsenio, tu hai portato vendetta in questo luogo você questa trouxe sera. vingança aqui nessa noite. Perché ci sono molte persone qua Porque tem muitas pessoas aqui che aspettavano di essere vendicate. que esperavam ser vingadas. Perché molte volte io chiamo qualcuno a fare un teatro qua insieme a me, così, di Porque sorpresa. muitas vezes eu chamo alguém pra fazer um teatro aqui comigo. Allora oggi tu hai portato vendetta qua. E hoje você trouxe vingança. Ma visto che la Bibbia ci dice di persistere fino alla vittoria, Mas já que a Bíblia nos diz de perseverar até a vitória, mi rivendico e ti invito in questo momento. eu vou me vingar e te convido aqui nesse momento. Amen. Facciamo gli auguri a chi ha festeggiato il compleanno questa settimana. Ti invito a alzare la tua mano verso di loro solo per fare Convido a levantar una a tua mão preghiera. para a gente fazer uma oração. Amen. Signore Gesù, voglio mettere davanti a te questa sera la vita di Christian, di Nora, di Zilda, Signore, del pastore Arsenio, della pastora Daniela che hanno compiuto un anno di matrimonio. Io ti chiedo, Padre, che tu possa benedire questo nuovo anno che tu hai messo davanti a tutti quanti loro. Ti chiedo, Signore, che le tue migliori benedizioni ricoprano questo nuovo anno, ma soprattutto che la tua presenza possa riempire ogni giorno che ancora hanno davanti a loro. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù.
Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che le migliori benedizioni di Dio possano riempire questa settimana di tutti quanti noi, che il suo amore, la sua gioia, la sua allegria, la sua presenza accompagni ogni nostro passo, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.